Amici ed amiche di Bepi TV, benvenuti e bentornati col nostro classico appuntamento del giovedì sera, la trasmissione che cerca di dare credito a chi questa categoria la compone. Stiamo parlando di direttori, allenatori e calciatori. Oggi qui con me abbiamo un ritorno, un gradito ritorno, e abbiamo il direttore sportivo Roberto Floriano. Il direttore, come va? Tutto bene? Sì, bene, grazie. Buonasera a tutti. Prima di partire con le domande, perché giustamente rinnovato, sei stato probabilmente il primo direttore tra il girone B e D ad essere annunciato ufficialmente. Forse sì, tra Perciò, B e D sì. sì, Nel sì. C c'è Nel Laurino C, che però Laurino è già... arrivato poco, qualche istante dopo, ok, forse. questo non lo sapevo. Sull'ufficialità forse è arrivato qualche istante dopo, perciò comunque tra i primissimi. Andiamo a salutare anche chi è qui con me, come ogni volta. Ormai siamo arrivati alla volata definitiva, non sappiamo se ne mancano 2, 3 di puntate, non sappiamo neanche noi andiamo avanti senza fermarci mai. Perciò ciao Jacopo, come va? Buonasera, tutto bene? Anch'io ho riconfermato per questa settimana, ci sono ancora io purtroppo. Non so se c'è un sostituto, Poi c'è anche da capire se c'è un sostituto in conduzione. Vabbè, detto questo, essendo un Rush finale, e siccome la Formula 1 non c'è da più di un mese, ma io so che sono un grande fan, Certo. però Rush è il film credo più importante della Formula 1 che esista, non so se l'hai visto, Certo. e tu sei una persona più da James Hunt o da Niki Lauda? Più da Niki Lauda. Sei più un calcolatore. Sì, più E da allora Niki Lauda. direttore lo giro anche a te, tu sei un direttore più da James Hunt o da Niki Lauda? Ma allora, anch'io sono più un calcolatore, nel senso che mi piace... la fortuna quest'anno è stata questa, no? Col rinnovo già di adesso di poter programmare, quindi in quel senso lì diciamo più calcolatore, ecco. E ti chiedo anche invece se da calciatore eri più calcolatore o invece È tutta fantasia. tutta sempre con la testa. Sì, esatto. Quindi diciamo che ho cambiato negli anni. Anche perché poi da calciatore fai riferimento a te stesso, mentre poi da direttore devi fare sempre riferimento A tante chi cose, a quelli esatto. che c'è sopra tendenzialmente. Invece proprio sul rinnovo, la seconda domanda, perché chiedo come è arrivata questa proposta e in quanto ci hai messo ad accettare, immagino poco, visto che sarà progettato avanti un progetto. Sì, esatto, no, praticamente, vabbè, io ho molta stima del Presidente, il Presidente mi ha dimostrato di avere molta stima nei miei confronti, di avere molta fiducia, quindi l'incontro è stato anche abbastanza veloce, nel senso che lui comunque mi aveva già fatto una battuta che voleva appunto continuare con me, ci siamo incontrati, io gli ho detto che poteva avere il tempo che voleva, insomma che sicuramente sarebbe stato il primo che avrei ascoltato, così è stato, poi abbiamo deciso insomma di farla uscire fuori come notizia, ma siamo entrambi contenti, ma più che altro perché secondo me si può continuare un qualcosa che abbiamo creato quest'anno, quindi questo secondo me è una cosa bella, positiva, e di poter programmare anche con un po' più di tempo e vedremo un po', adesso poi ragioneremo su tante cose, però intanto sappiamo che possiamo costruire qualcosa. Ecco, appunto, ora che sai che puoi costruire qualcosa, è la prima volta che ti capita di poter costruire con così tanto preavviso e comunque anticipo, ti chiedo quali saranno i primi passi che cercherai di fare da direttore. Ma allora, intanto adesso vogliamo finire bene la stagione, perché è giusto secondo me, visto che stiamo andando bene, siamo veramente in un buon momento, mancano poche partite, quindi in questo momento secondo me bisogna solo pensare a finire la stagione. Poi pian piano capiremo il discorso del futuro dell'allenatore e poi di tutte le componenti. Per me la base sarà appunto capire del mister, cosa succederà col mister e poi di conseguenza con la squadra, di quello che si vorrà costruire, insomma. E la domanda che viene successivamente, Desenzano ha dimostrato un po' che diciamo il continuare, magari il confermare buona parte della squadra può essere più un aiuto che in realtà un problema, visto anche il finale di stagione comunque in netto crescendo che state facendo, immagino nelle intenzioni del direttore ci sia quella di confermare buona parte della rosa che comunque nell'ultimo periodo, comunque questo giorno di ritorno è il quarto miglior rendimento. Sì, assolutamente sì, secondo me i ragazzi hanno dimostrato che è una squadra competitiva, che è una squadra che ha valori umani anche, e quindi sicuramente nella mia testa è quella di poter riconfermare tanti di questi ragazzi. Poi il mercato è un punto di domanda perché non so le richieste che avranno, però sicuramente è una cosa piacevole. Poi c'è anche il rovescio della medaglia, secondo me, che quando si dimostra un anno poi bisogna riconfermarsi, quindi, esatto, quindi bisogna decidere, e anche chi verrà riconfermato dovrà avere la stessa voglia di quest'anno e la stessa voglia di mettersi in gioco. E allo stesso tempo voglio chiedere anche, visto che sei arrivato in una situazione in cui comunque la Pro Palazzuolo aveva avuto
un certo ridimensionamento. E invece non so se comunque col presidente magari ne avete parlato, non so se lo vuoi dire o meno, io ci provo, se effettivamente per quello che sarà la prossima stagione sarà un'altra stagione un po' sulla falsa riga di quella che abbiamo vissuto quest'anno, o magari si vuole tornare a sognare un po' di più, complice anche comunque un Ospitaletto che ha vinto l'anno scorso facendolo un po' sotto il naso a tutti, e il Zenzano che sulla falsa riga proprio della Pro Palazzola è riuscito a compiere, sta per compiere, come vogliamo. Ma allora, secondo me, l'intenzione del presidente nostra in generale non è quella di magari come negli altri anni aver speso così tanto. Insomma, secondo me la mentalità che si è creata quest'anno è di portare avanti questa mentalità, migliorarsi, crescere e poi vediamo insomma dove arriveremo. Però sicuramente l'intenzione è di migliorarsi, perché il presidente è una persona molto ambiziosa, quindi il suo obiettivo resta sempre quella di voler vincere. Lo vedremo strada facendo, secondo me anche in base al girone che ci sarà, perché quest'anno è stato un girone secondo me tanto difficile ed era difficile anche competere con certe corazzate, quindi secondo me si valuteranno tante cose, le valuteremo con calma strada facendo, però secondo me intanto possiamo monitorare tantissime situazioni e capire un po' il da farsi. Ecco, a proposito di situazioni da monitorare, una che mi affascina un po' da direttore, diciamo che da chiedere a un direttore, è quella dei giovani, e chiedo un po' qual è la fucina da cui tu andrai a pescarli, se poi sarà la primavera oppure magari fai un po' come la Casatese addirittura va veramente in giro pescandoli un po' dappertutto, dai regionali piuttosto che dagli elite, e però anche loro hanno avuto le loro scommesse vincenti. Ma guarda, secondo me tendenzialmente io vedo come riferimento un po' la Primavera 2 per la Serie D tendenzialmente. Poi è chiaro che noi abbiamo la fortuna di lavorare col Brescia, quindi abbiamo tra virgolette una prelazione sui giovani del Brescia, quindi sicuramente qualcosa di interessante Brescia ha e quindi probabilmente qualcosa da lì pescheremo. Più secondo me poi ci sono proprio ragazzi che tra eccellenza e D che magari hanno già alle spalle proprio un campionato, quindi io vado a vedere anche quelle cose lì e valuteremo anche quei profili là, che può essere il 2007 ma anche il 2008, tendenzialmente il 2006 lo considero già un over. Esatto, un over perché tendenzialmente hanno già magari 2 campionati alle spalle, però insomma a me piace guardare più cose perché poi magari trovi qualcosa dalla Primavera 1 ma come dalla Primavera 3. Quindi è un bel da farsi. C'è tanto da guardare, c'è tanto da osservare, e proprio a proposito di questo, appunto, dalla Primavera 1 mi capita anche magari di parlare con qualche giocatore giovane che gioca in Primavera 1, il passaggio comunque magari che ne so dal Monza di turno alla Serie D nella mente del calciatore viene vissuto sempre un po' in un certo modo come un downgrade, che poi noi che lo vediamo tutti i giorni in realtà è un upgrade sotto tutti i punti di vista. Esatto. Ti chiedo però come soprattutto se magari c'è quel profilo che ti piace, come si cerca di essere attrattivi per far capire che in realtà non è che stai abbandonando la tua carriera da calciatore, ma forse la stai iniziando. Ma guarda, io ho la fortuna che ho fatto la primavera all'Inter e sono partito dalla Serie D, quindi l'esempio proprio mi va spesso a pennello, no? Ma non è quello, più che altro secondo me il Palazzolo la considero una delle società, senza niente togliere alle altre, però molto organizzata, secondo me già pronta anche per la Serie C, quindi sì, va in Serie D, ma in realtà è un modo proprio per confrontarsi con giocatori forti che abbiamo e fare un campionato vero, perché la Serie D è un campionato complicato dove si cresce molto. E tu invece come l'hai vissuto il passaggio dall'Inter? Vabbè, dall'Inter era un po' più difficile, era un po' più ostica. però io l'avevo vissuta abbastanza bene. Chiaro che io ero abituato all'Inter, quindi poi avevo fatto il primo anno a Seregno di Serie D, e passare da Interello in quel momento, poi in Italia i centri sportivi, adesso non so il Seregno che centro sportivo abbia, però allora non c'era un centro sportivo, il campo di allenamento era sempre diverso, il magazzino non era Interello, ecco, capito? Quindi non è stato semplicissimo, però se vuoi diventare giocatore ti devi adeguare, ognuno sa che deve avere la sua crescita e per ognuno è diversa, quindi fa parte di un percorso. E l'ultimo invece, tornando a questa stagione, perché abbiamo parlato tanto di futuro, ma poi effettivamente è ancora una stagione da chiudere, mancano ancora 2 partite, chiedo però se effettivamente, vedendo questo gran girone di ritorno che avete fatto, c'è un po' di rammarico per quella che è stata la partenza, oppure in una squadra comunque costruita in questo modo ci si poteva aspettare qualche alto e qualche basso quasi fisiologico, diciamo. Guarda, il rammarico è
che siamo partiti non benissimo, però fa parte, come dico, come ho detto, di un percorso, perché era una squadra completamente nuova, era una squadra che aveva anche bisogno di avere quella fiducia e di sentirsi, secondo me tanti di questi ragazzi, a prescindere da dove andranno, se resteranno o meno, hanno capito di essere comunque giocatori importanti di categoria, che è una cosa che magari all'inizio, quando sono arrivati alcuni, non si sentivano dei giocatori importanti. Invece questa stagione è servita a loro per dimostrare sono un giocatore importante, e te lo fa vedere i risultati, ma te lo fa vedere anche che contro le prime tendenzialmente hai fatto sempre ottime partite, hai fatto tanti punti. Abbiamo perso punti contro magari squadre che erano sotto di noi, e quello poi è lo step successivo che bisogna buttare dentro, insomma, che per vincere i campionati sì, devi essere competitivo con quelle in alto, ma non puoi sbagliare come quelle. Come sta dimostrando ad alti livelli l'Inter in Serie A, che magari qualche sconto diretto ha un po' inciampata, però, Però poi in realtà le altre, infatti, il Lentigione ha avuto insomma un percorso straordinario, perché sono stati bravissimi, giocano benissimo, vanno forte, però adesso tranne l'ultima, però loro hanno veramente ottenuto il massimo da tutte quelle sotto, si tra poteva virgolette. ottenere Sì. il massimo. E parlate di giocatori che ora sono consapevoli di quello che diciamo potranno essere o sono, e ti chiedo qual è la sorpresa invece più grande che ha avuto questa stagione a Palazzolo. Magari quel giocatore è stato un po' una scommessa e poi invece sul campo... Ma guarda, a me mi fa molto piacere soprattutto dei ragazzi, mi dispiace per i ragazzi che si sono fatti male, ma per i ragazzi che adesso stanno giocando un po' di più, che non hanno avuto tanto spazio, come Uberti, Cristini, e sicuramente poi ci sono stati invece, secondo me il lato umano poi fa la differenza, e ho avuto modo di riavere Palazzi, perché io l'avevo avuto da compagno di squadra, riaverlo da giocatore o allievi, o Pinardi, Minessi, insomma veramente potrei fare un sacco di nomi, ma a livello umano, e quindi credo che quello poi, creare il gruppo, creare una mentalità, parte tutto dallo spogliatoio, poi chiaro la società aiuta, ma sono stati bravi a creare quella mentalità, e quelli che hanno giocato meno non si sente la differenza, e quella è la cosa più importante. Vuol dire che il gruppo è sempre stato al 100% per tutta la stagione. Questo è anche merito, immagino, del direttore, visto quante comunque ne sono successe questa stagione. Perché è successo qualcosa? Non è stata una stagione sola, forse erano un paio. Infatti sono invecchiato di 3-4 anni. Hai smesso solo 2 anni fa. Detto questo, ora, anzi meno di 2 anni fa, perché poi il playoff è stato a un fine anno, maggio, esatto. perciò Adesso un tra anno e poco 11 due mesi. esatto. Detto questo, ora parliamo di Pro Palazzolo, perciò in realtà non abbiamo ancora letto la classifica del girone D, andiamo a prenderla al volo, dove il Desenzano è a 73 in prima posizione, poi il Lentigione 69, il Piacenza, la Pistoia 67, poi il Piacenza 61, la Pro Palazzolo a 56, e poi ora c'è questo buco, perché l'ultima volta che sei venuto qua eravamo in totale lotta, eravate addirittura dietro, invece adesso c'è il buco addirittura, perché Prosesto e Cittadella Vismodena sono a 52, la Rovato Vertovesi invece da lì in poi sono, diciamo, le salve, quelle che hanno poco ormai da chiedere al loro campionato, visto che a 2 partite alla fine non possono né scendere né salire, per usare una citazione. E invece la zona play-out che si fa interessante sempre di più, con Progresso e Coraggese a 35, con il Sasso Marconi a 30 insieme a Limolese, e il Tropical Coreano a 27, Trevigliese a 22 ormai aggrappata al lumicino solo della speranza, e invece il Tuttocuoio a quota 7. Iniziamo a parlare anche di quello che poi è il nostro primo ospite, e siamo andati a prenderlo dalla Rovato Vertovese, un po' una squadra rivelazione del girone, possiamo dire, direttore. Sì, assolutamente sì, insomma ha fatto un campionato veramente importante, e fino a 2 giornate fa eravamo a pari punti, comunque sempre è. Veramente complimenti al direttore, all'allenatore, alla squadra, perché hanno fatto qualcosa di... Con il direttore che dovrebbe andare a Villavalle. Sì, a Villavalle, poi cambiare girone in realtà a dirlo adesso è praticamente impossibile, perché non si sa poi quali saranno i gironi. Sì, Comunque, queste sono le voci. Infatti, l'abbiamo anche scritto, perciò seguiteci anche sui social, allora faccio questo excursus, visto che la regione tanto... Quindi la voce è arrivata da voi, è arrivata la voce. Fa qualche frecciatina, Vabbè, detto questo, iniziamo a parlare di quello che è il nostro primo ospite, classe 2002, seconda punta a Rovato Vertovese. Stiamo parlando di Mattia Pelamatti, 26 presenze quest'anno, 2 gol, 4 in coppa e 3 gol, 21% di minuti giocati. Il giocatore non ha trovato grandissima continuità di rendimento, ma sicuramente un giocatore interessante. L'anno scorso con Arconatese e Ciliverghe
una stagione in cui aveva messo a referto 7 reti, 5 assist da assoluto protagonista. Andiamo a vedere anche i numeri da calcio vero nel corso di questa stagione, perché è in top 20 per percentuale di tiri verso la porta, cioè il 60% dei tiri poi arrivano in porta, top 5 negli under 25 per duelli aerei nel girone e top 15 invece in classifica generale per duelli aerei nel girone, 8 a duelli aerei per partita. Poi vabbè, tu hai Minesi che probabilmente forse è il primo. Non lo so, questi dati non li sto guardando. No, cioè mi piace guardarli, ma insomma poi io guardo la prestazione, guardo più. Sì, poi i dati sono importanti, magari in alcune cose poi le analizzi più. Sul campo. Anche perché poi Wisecout in realtà è molto interessante perché dà un sacco di dati, un sacco di informazioni, però c'è da dire che effettivamente poi non sono tutte le partite non è proprio preciso, perché poi magari 15 partite, però quelle 5 che non ci sono magari è stato un disastro. Mi arrabbio più con Minesi se non fa un movimento come la classifica dei palloni. Quello sì. Andiamo a vedere anche a video, un giocatore comunque attacca bene la profondità, un giocatore che ha buona velocità, buona gamba e appunto ha delle ottime doti, nonostante una stagione in cui non sta trovando moltissimo spazio, comunque sicuramente avrà voglia di rilanciarsi. E allo stesso tempo poi andiamo a prendere anche diciamo un giocatore che ha ottima visione, anche con qualche imbucata, più di qualche imbucata che abbiamo potuto vedere anche qua a video, e ti chiedo, direttore, se conoscevi questo profilo. Sì, lo conoscevo, non l'ho visto tantissime volte, però è un giocatore che ci ha fatto gol poi tra l'altro. Due forse. Sia in Coppa che in campionato. Quindi, infatti, non mi è simpatico, no scherzo, però no. Beh, passiamo al girone B. Sto scherzando, prima che il ragazzo magari può pensare che... No, beh, ma sicuramente poi immagino, diciamo, l'approccio da direttore, comunque iniziava una nuova piazza, comunque... Sì, sicuramente non siamo partiti benissimo e lui non ce l'ha fatta. Iniziare con quello di sconfitto, un po' come che lei anche vissuta tu magari. No, vissuta, secondo me, sai, tante volte devi analizzare poi cosa non è andato bene e quindi capire la prestazione dove migliorare. Io sono sempre stato convinto della squadra, ma anche parlando con i ragazzi... Tante volte no, ci si confronta. Adesso è subentrata quella sicurezza che all'inizio, comunque quando fai una squadra nuova, magari non c'era, invece poi col tempo si è costruita. Ero sicuro della squadra dei ragazzi, poi è chiaro che i risultati, le prestazioni sono arrivati col tempo. È chiaro che all'inizio un po' preoccupato sei, perché perdi comunque con una neopromossa che poi non sai che va a fare anche un certo tipo di campionato, sia in Coppa che in campionato. Poi comunque poi avevamo pareggiato bene a Desenzano e lì avevo già capito che comunque è una squadra che contro una squadra forte ha retto bene, però le prime 6-7 non ero proprio contento, ecco, diciamolo. Invece da calciatore, facendo sempre questo un po' fil rouge tra la carriera del direttore e quella da calciatore, c'è stata anche lì una stagione magari in cui sei partito un po' a rilento per poi... Sì, però da calciatore, cioè non so, tu sai che puoi fare magari qualcosa in più, oppure dici, non so, ho sbagliato quella partita, ok, ma devo lavorare per fare in modo... Cioè da direttore, sì, tu puoi guardare, consigliare, puoi lavorare su altre cose, ma poi realmente in campo non ci vai, quindi se il mio attaccante sbaglia gol, magari c'ero io, capito? Dico, almeno me lo sono sbagliato io, ecco, capito? Sono responsabilità totalmente differenti. Esatto, quindi non puoi fare di più. No, sicuramente. Immagino però se in qualche giornata ti è capitato, soprattutto all'inizio, perché poi avevamo fatto anche un focus avevi dei respini all'inizio, insieme proprio a Minessi, non erano partiti a 2000, chiedo se magari ti era arrivata qualche volta e hai detto guarda, quasi quasi mi butto dentro. No, lo dicevano i ragazzi, dire se hai bisogno vieni a darci la mano, però comunque avevo piena fiducia adesso, a parte tutto, dei ragazzi. E poi ti ripeto, mi hanno dimostrato da subito che comunque i valori umani che avevano, e poi li vedevo come si allenavano, quindi sì, è stato solo questione di tempo. La difficoltà, come ho detto prima, sarà riconfermarsi, non è mai semplice. No, infatti. Dalla regione non abbiamo ancora l'ospite, ma io sono sicuro che mi inviate il link perché l'ho inviato. Sì, no, ma in realtà penso che abbia qualche problema di collegamento, potrebbe essere. Perché non vuole parlare con me, probabilmente. Ha visto. Vabbè. No, c'è Floriano, no, allora no. Anche non è che ha portato fortuna. Cioè, da quel momento in poi ha fatto un gol con la Correggese, poi è stata una stagione un po' complessa. Vabbè, detto questo, io andrò a prendere altre domande che ti avrei, diciamo, voluto fare più avanti, proprio passando sempre su questo ragionamento del fatto che comunque un giocatore che non gioca tanto, tu hai detto che ci sono stati dei valori umani importanti nel vostro spogliatoio, però
ci sono sempre quei giocatori che magari non giocano tanto, magari anche diciamo dei pesi importanti proprio come il livello di giocatore per la categoria, com'è che si gestiscono, visto che sei anche alle prime Ma stagioni? come si gestiscono? Secondo me, io cerco di essere, cioè sono sempre sincero con i ragazzi, quindi mi capita, a parte che dico sempre, io sono il direttore che hai bisogno di qualsiasi cosa, qualsiasi ora chiamami, parliamo, oppure io sono il primo che magari lo chiama da parte, ci faccio una chiacchierata. eh, Però secondo me, io dico sempre, la cosa principale di un giocatore è che l'occasione arriva. Durante l'anno è difficile che non arriva. Se non arriva quell'anno, ti arriva l'anno dopo. Io ho avuto annate che magari mi sentivo al top, mi allenavo benissimo e non avevo avuto grosse soddisfazioni. Poi l'anno dopo era come se tutto quello che avevo passato l'anno prima mi è stato regalato, tra Sì, virgolette, l'anno dopo. Che in Non realtà so, è per sempre- dirti, l'anno di Mantova che feci 19 gol, 12 assist, e lì io l'anno prima avevo vissuto Bulgaria, un disastro in Serie A, cioè comunque però io mi allenavo, andavo avanti, fuori rosa in Bulgaria, poi torno in Italia, riparti dalla Serie D, non so, è come se ho detto Mantova, poi magari qualsiasi cosa facevo gol. Sì, 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 sì. Capito? È come se un po' ti torna, secondo me, perché se ci credi, se lavori veramente bene, io sono sempre dell'idea qualcosa torna indietro. Poi non so se al 30, al 50%, quindi io dico sempre ai miei ragazzi in generale, bisogna lavorare, non bisogna venire a perdere tempo, bisogna cercare di migliorarsi, perché se non è quest'anno, è l'anno dopo, è il mese dopo, la settimana dopo. Comunque tutto torna, quella è la Per me sintesi. sì, Quella è la sintesi. tendenzialmente sì. Invece ora però è arrivato il nostro ospite, perciò saluto. Ciao Mattia, Buonasera a tutti, grazie dell'invito. di niente, posso chiedere di mettere il telefono in orizzontale? Tipo l'iPad, così? Ah, ok, sì, per oggi l'editore blocca schermo perché qua sono questioni logistiche quasi. Devo entrare col telefono perché se non con l'iPad non mi No, fa. vabbè, se no al massimo fa niente, tienilo verticale e basta, cioè, se no... Così va bene? Sì, 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 dai, va bene così, va bene così. Ok. E detto questo, una stagione che sta filando via liscia, si può dire, perché comunque da neopromossa avete fatto un'ottima annata, siete a metà classifica, ormai nella parte sinistra della classifica, però comunque tranquilli, chiedo quanto siete contenti e se poi sin dai nastri di partenza vi aspettavate una stagione di questo tipo. Ma sicuramente a livello di squadra abbiamo fatto qualcosa di positivo, a livello stagionale di allenamento di squadra abbiamo fatto una grandissima stagione, abbiamo raggiunto la salvezza un po' donata in anticipo e quindi secondo me nel complesso abbiamo fatto una grande stagione. E invece dal punto di vista personale hai avuto un'ottima partenza, appunto il gol abbiamo parlato prima col Palazzolo, prima in Coppa, poi in campionato, poi comunque anche il gol con la Corregese in Coppa quando hai giocato hai sempre dato buoni numeri. Ti chiedo come poi si lavora quando quel minutaggio che comunque immagino tu speri di avere perché sul campo hai dimostrato sin dall'inizio non arriva. Per me invece è stata una stagione un po' più, diciamo, complicata a livello personale. Ho trovato poco spazio, esatto, son partito bene, son partito subito bene, ma poi diciamo che, tante situazioni penso abbiano fatto sì che ho giocato un po' di meno, però ecco, di trovare più spazio, ecco. È stata una stagione importantissima. Ecco, e ti voglio chiedere come si riesce a lavorare sempre, diciamo, al 100%, sapendo poi di vivere questa situazione in cui poi magari non trovi lo spazio che hai trovato l'anno scorso, ad esempio, in cui eri praticamente titolare sempre, e come si riesce a lavorare, stare sempre, diciamo, sul pezzo e dire la propria. Sì, sicuramente bisogna comunque cercare di fissarsi degli obiettivi in settimana, cercare sempre di allenarsi a 1000 e trovare gli obiettivi da solo diciamo, perché quello è l'importante, anche se, dico la verità, a volte giocando sempre poco come quest'anno, essendomi capitato magari, poche volte, ho trovato un po' di difficoltà, ecco, è stata una stagione non semplice. E Non invece è sempre facile. ti chiedo se invece personalmente sei un giocatore che riesce ad allenarsi meglio, magari a dimostrare di più quando poi entra nei giochi titolari, oppure riesce a fare comunque la differenza di dire la sua anche quando deve dire la propria dalla panchina e soprattutto quanto ti ha influenzato questo. Ma allora io sono un giocatore che comunque cerca sempre di dimostrare, non cerca alibi, e posso dare anche il mio contributo sicuramente entrando dopo.
sicuramente fare qualche presenza in più e non entrare tutte le partite dopo, mi avrebbe dato una spinta in più, una spinta magari di fiducia in più per lavorare con più positività, ecco. E invece ora un piccolo excursus perché io vabbè, sto guardando poi anche la carriera e tutto per preparare la puntata, hai fatto tantissimi anni a Breno di cui ti chiederò anche successivamente, ma hai giocato una partita di Coppa Italia con una squadra di Serie D, ma di Coppa Italia, la Coppa Italia. E perciò volevo fare un riferimento sul fatto che proprio in questi giorni sono giocate le semifinali e ti chiedo che sensazione è stata, perché poi è stata anche la tua prima partita tra i grandi, che sensazione è stata giocare una partita di quel tipo, comunque contro il Perugia se non mi sbaglio, o una partita vera sotto tutti i punti di vista Sì, sì, in sì. una grande, contro una grande piazza e se un po' questa cosa diciamo potrebbe essere un volano proprio per la Coppa Italia anche in Italia un po' in stile diciamo FA Cup con quel modello lì perché effettivamente rischia di diventare un po' noiosa visto che poi alla fine partecipano le solite 45 squadre, ecco. Allora, sicuramente è stata una grandissima emozione perché tra l'altro ho esordito tra i grandi con quella partita perché avevo sempre fatto il settore giovanile e in quell'anno Tacchinardi mi aveva fatto debuttare proprio la prima partita stagionale, che era la Coppa Italia. Non mi ricordo bene neanche contro chi sinceramente. È stata una grande emozione, un bel trampolino di lancio, infatti, devo tanto a Mario Tacchinardi, che comunque è una persona che stimo molto, e basta, ecco. Per il resto non so bene dirti la Coppa Italia. Sì, sì, no, e allora giro al direttore, perché direttore io ti chiedo se il calendario Esatto. magari è già un po' troppo intasato anche per voi, visto però quest'anno col campionato 18 magari c'è qualche possibilità, forse gli altri anni con quella 20 si faceva un po' fatica, però anche soltanto dare l'emozione magari ai tanti ragazzi di giocare quella Ma partita sì, che... ma non è solo quella partita, è proprio bello, ma perché se pensi magari all'incasso che puoi fare, sì, sì, sì. ci sono tante soluzioni e secondo me è una cosa bella perché, non so, adesso sembra l'esagerazione, ma è l'Atalanta che viene a Palazzolo, cioè, Con lo capito? Cioè, stesso si Brescia crea che si trova... cioè, Sì, qualcosa sì, 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 di sì. folle, quindi, oppure una piazza del sud, perché un po' al Sì, sud sì, sì, no, qualsiasi infatti, piazza fai sì, sì. al nord lo riempi lo stadio. È una cosa bella, emozionante perché diventa una partita bella, magari se la fai in casa, secondo me, della squadra Sì, dilettante è ancora più infatti, bella, infatti, secondo me, beh, perché è poi, un'emozione per tutta no, la infatti, città. poi, secondo me l'esempio è arrivato quando quest'estate c'è stato, comunque sì è vero, Cerignola da diversi anni sta facendo bene, ma c'è stato Cerignola Hellas Verona ed era stata Esatto. comunque una festa perché per un tifo del Sì, ma io mi Cerignola quando gli ricordo, capiterà. vabbè, col fatto che avevo fatto Bari e Palermo, le partite che facevano di D contro le Sì, sì, altre sì, sì. era un po' la festa del paese, delle Infatti, squadre, quindi era infatti. sempre pieno lo stadio e Sì, anche perché poi insulti perché insulti li prendevamo, però insomma Sì, no, anche perché era poi bello. col Palermo andavi in Sicilia, ma anche col Bari andavi in Sicilia, di Bravo, conseguenza perché lì quell'anno poi, era esatto, ancora di più una quindi, festa, perché esatto, quando lì ricapitava poi di esatto, trovare quindi è tipo il Bari. stato, secondo me è una cosa bella e che bisogna fare, secondo me, poi non decido io purtroppo, quindi vediamo. E invece, tornando a Mattia, volevo chiederti se, diciamo, comunque nel corso di questa stagione, come è arrivata la decisione di continuare anche a gennaio, sapendo che non stai trovando magari il giusto spazio, se era una questione anche personale, magari di volersi rimettere in mostra e di far capire a tutti le proprie qualità, oppure semplicemente magari non è arrivata, diciamo, la giusta offerta o comunque quella che ti soddisfaceva. Allora, a gennaio c'era la possibilità, di provare un'esperienza diversa dove sentirmi anche un po' più dentro, giocare magari un pochino di più, ma diciamo che non praticamente mi han voluto lì, ecco, diciamo che Sì, sì. non mi han fatto andare. E allora andiamo con il bot risposta. Delle domande brevi, dalle risposte molto brevi e partiamo subito chiedendoti qual è stato il Pelamatti Prime. Pelamatti Prime. A inizio stagione che ho fatto 4, 5 gol in 4 partite, era lì. E invece definire l'avventura con con la Rovato Vertovese con una parola? Tosta. Ok. Top 3 squadre di Serie D in cui vorresti giocare? Mh. Chievo, Pistoiese e Sant'Angelo. Ah, ok. Vabbè, Sant'Angelo è sicuramente divertente. Potevo dire proprio Palazzolo, così apriva un po' la porta a una trattativa in diretta, invece si è giocato la chance. Qual è invece il leader spirituale dello spogliatoio della Rovato Vertovese?
Offredi sicuramente. Ok. E invece il leader tecnico? Leader tecnico, eh, eh, tecnico, Bertuzzi. Ok. E invece definisce Mister Belotti con una parola. Eh, carismatico. Perfetto. Il compagno di reparto invece perfetto, quello con cui vorresti sempre giocare o che ti sei trovato meglio nella tua carriera? Ah, in generale? Sì, sì, sì. Triglia, Alessandro. Ok. E invece come attaccante preferisci giocare a 2, a 3 o a 4? A 2. Ok. Quanta voglia c'è di rilanciarsi? 3000. Qual è il calciatore a cui ti ispiri? Ma non c'è un calciatore. Mi piaceva tanto Diego Costa o Mario Mandzukic. Ah, ok. Prima punta da lavoro sporco, sicuramente. Esatto. Esatto. Dove vedremo poi la Matti l'anno prossimo e con quali cifre chiuderà la sua stagione? L'anno prossimo non lo so, con quali cifre speriamo di farne 1 o 2 nelle ultime 2 partite per cercare di rilanciarci. Ok, va bene. E allora adesso invece andiamo a prendere il prossimo turno, Prossimo turno. visto che comunque arriva la sfida con il San Giuliano City per la Rovato Vertovese, ma le altre partite sono Desenzano Pistoiese, Cittadella Vismodena Pro Palazzolo, Crema Correggese, Pro Sesto Tutto Cuoio, Sant'Angelo Progresso, Sasso Marconi Molese, Trevigliese Lentigione e Tropical Coriano contro Piacenza. Ti chiedo, visto che comunque è stata una stagione, come ben detto, difficile per certi versi, in cui comunque queste due partite finali ti vuoi rilanciare, vuoi chiudere nel migliore dei modi, quanto è importante questa sfida contro il San Giuliano e se magari semplicemente ti aspetti anche di poter avere più minutaggio, visto comunque la situazione di classifica tranquilla per certi versi. Sì, sicuramente, anche se abbiamo poco da dire, dobbiamo cercare comunque di chiudere al meglio 2 partite, soprattutto per me, anche a me a livello personale, spero di trovare magari più minutaggio nelle ultime 2 partite e cercare di di dimostrare e chiudere al meglio questa stagione per me un po' più difficile, ecco. Invece andando dal direttore, perché è sempre il prossimo turno, lo stesso girone, tocca anche a te perché c'è il Cittadella Vismodena che è l'ultimo scoglio, si può dire, per i playoff, perché poi se dovesse arrivare il risultato pieno Sì, sarebbe finita effettivamente. E ti chiedo come si preparano questa partita perché comunque il Cittadella Vismodena in casa ha il miglior rendimento del girone tra le mura amiche assieme a Lentigione e Desenzano. ma guarda, tendenzialmente si prepara un po' come tutte le altre partite, sicuramente il campo non è bello, quindi sarà insomma, una battaglia e sicuramente abbiamo entusiasmo perché arriviamo da un ottimo periodo, quindi l'abbiamo preparata come tutte le altre e cercheremo di far risultato. Perfetto. Vediamo un po'. Eh. Di chiuderla Sì, sarebbe sì, sì, bello, insomma. però un punto firmi. Ma sì, perché dai continuità di risultati e poi ti giochi tra virgolette tutto all'ultimo e poi non dipende Sì, solo, sì, cioè no, in vai, senso, comunque dipende da te stesso, dal tuo esatto. futuro, sì, sì, no, sicuramente. E invece a Matteo voglio chiedere, proprio ritornando sul Breno, sei partito dal Breno, hai fatto tutte le giovanili, comunque com'è crescere sapendo, diciamo, abbiamo avuto il direttore che ha avuto comunque la possibilità, la fortuna, la bravura di giocare in un settore giovanile che è un discorso che abbiamo trattato anche settimana scorsa, comunque se fallisci in un settore giovanile che è una Primavera 1 attuale, la possibilità tra i dilettanti ce l'hai, mentre quando cresci in questi settori giovanili, comunque un settore giovanile già dilettante, sai che non puoi sbagliare, sai che devi essere perfetto, com'è crescere sapendo che non potrai mai sbagliare perché poi alla fine se no non esploderai mai. Sì, sicuramente è più magari è più difficile magari entrare nel mondo dei grandi, però penso che comunque crescere anche in questi ambienti ti faccia crescere in una determinata maniera e ti faccia comunque crescere con determinati valori. Ok. E invece poi sul Breno, l'ultima ti voglio chiedere un po', visto che ci hai giocato tanti anni, un punto su quella che è la loro stagione, anche se parliamo di un altro girone, e se credi più che speri che la squadra di Mister Bersi possa raggiungere la salvezza finale. Sì, per il Breno infatti mi dispiace, sta vivendo un periodo magari non brillantissimo, spero ovviamente vivamente per loro che rimangano in categoria, perché comunque ho tanti amici lì e son legato molto a tutta la società. Secondo me alla fine riescono
ad agguantare questa salvezza, anche perché hanno giocatori importanti e penso che nelle partite decisive, nelle partite importanti, escano comunque fuori. E invece poi prima di salutarti ti chiedo come finirà secondo te il big match tra Desenzano e Pistoiese. Secondo me vince il Desenzano. Perfetto. Chiediamo anche al direttore. Non dico due ex squadre, no però- scherzo, però secondo me dai, domenica onestamente è stato un po' tutto una È sorpresa stata un po' una sorpresa. e credo che dai, Desenzano ha un tipo di entusiasmo in questo momento completamente opposto a quello del Pistoiese. Pistoiese si è vista perdere domenica scorsa, diciamo, il campionato, e il Desenzano invece con domenica lo può vincere, No, quindi infatti ci sono due morali totalmente esatto, differenti. quindi sicuramente quello incide, quindi credo sicuramente c'è qualcuno da Desenzano, qualche amico che magari in questo momento si sta se lo sta combinando Desenzano esatto, quindi quest'estate. però insomma Meno male che non è la stessa cosa a Pistoia, perché sennò magari terremoto Esatto, tutti sì. allo stesso momento tutti Esatto. insieme era un po' più un problema. Detto questo, io ringrazio Mattia per essere venuto qua ospite in trasmissione e ti auguro buona fortuna soprattutto per questo finale di stagione e anche poi per quella che sarà la successiva annata, magari che riuscirai a trovare quelle medie che ti hanno reso importante nel corso della passata stagione. Grazie mille, grazie ancora dell'invito e buona serata a Buona tutti. serata. buona serata. Grazie. Detto questo, ora possiamo accantonare definitivamente il giovedì, comunque un giovedì che ha regalato, allora, il giovedì ha regalato secondo me le sorprese di rispetto a metà stagione. Noi sei arrivato a metà stagione che comunque hai visto una lotta davanti che sembrava dovesse durare praticamente fino all'ultimo All'ultimo. secondo e invece comunque potrebbe Adesso chiudersi sei un pelo prima. E E invece dietro che sembrava tutto scontato, invece adesso sono tutte lì una tonnara incredibile. è un bel girone, Sì, si è ribaltato tutto. Però ora possiamo metterlo un attimo da parte, torneremo a parlarne sicuramente anche poi in realtà nelle altre trasmissioni che facciamo solitamente lunedì e il giovedì stesso con Calcio Vero e lunedì con D-Time. Ma passiamo al girone B, perché poi invece qua la classifica è chiusa perché la capolista se n'è andata, ha confermato il suo rendimento, si è preso quel primo posto e ha esultato per tutto questo fine settimana, inizio settimana, visto che la Folgore Caratese è ufficialmente campione, 65 punti conquistati e fino ad adesso con 2 partite alla fine. Chievo Verona secondo è sicuro dei suoi playoff invece con 56 punti in cascina, uguale la Casatese con 55, la Leon 52, il Milan Futuro 50 e poi invece Brusaporta ancora attaccato all'Umicione della Speranza playoff con 48, Villavalle 47, un po' la stessa situazione, Scanzo Rosciate 46, Virtus Cigiano Bergamo 44, Virtus Cigiano Bergamo 45, Oltrepo 44 che sono diciamo un po' le scuole di mezza classifica, quelle un po' più tranquille e poi invece abbiamo anche lì in una zona salvezza che grida vendetta per molte squadre perché c'è Caldiere Racalpina 41 appena fuori, Castellanzese 40 e poi il trittico terribile Varesina Breno Pavia 34 con la Nuova Sondrio ormai agganciata a veramente soltanto la Speranza con 28 punti e la Vogherese è retrocessa da diverse settimane con 8 complici 6 di penalizzazione. Ti chiedo direttore, parto subito con la domanda bomba, secondo te quali saranno gli accoppiamenti di questi playout? Lo so, come giocare il turno all'otto? È la domanda del turno all'otto. in questo momento no, credo è dura, però sicuramente adesso è un bel playout, No. cioè è proprio un bel playout, cioè mi dispiace per loro, Però io l'ho tu da vissuto l'anno direttore- scorso. No, tu da direttore quale, cioè io ad esempio sei il direttore della Varesina, qual è quella che non vorresti affrontare? Eh, forse il Pavia perché è la piazza un po' più importante, quindi sai, giocare sempre contro una piazza di nome è sempre un po' più complicato secondo me. Però il playout è un altro campionato, sì. cioè Poi tutti ne ho 90 fatti minuti. pochi nella mia vita, grazie al cielo, però mi rendo conto che io ho fatto tanti playoff, pochi playout e proprio cioè l'umore è completamente Firmi per 100 playoff piuttosto che un playout? Guarda, tutta la vita. Perché il playout è proprio, cioè anche i playoff comunque a prescindere sei sempre con l'entusiasmo, sei sempre con i playout, è sempre l'ansia. Sì, e poi non quindi è neanche perché ora stavo pensando ai Caravaggio dell'anno scorso, però io stavo pensando che l'ultimo da calciatore invece è stato San Giuliano e mi ricordo quel famoso gol perché io ero lì l'unica retrocessione, infatti, per quello ti dico, ho fatto 2 playout e non voglio più saperne se è possibile. Gol 93esimo da 30 metri Sì, sotto l'incrocio. o un Eurogol, erano in 10, per quello ti dico, l'umori, poi veramente un gol, cioè sei ai playoff, esci, cioè Sì. sei dispiaciuto, ma hai vissuto una cosa bella, nei playout Hai perso. è tutto un dramma, cioè, tutto finito poi. Esatto.
Invece iniziamo a parlare di girone B, però poi devo chiudere dicendo, allora, dalla Varesina non puoi affrontare il Pavia. Se sei invece direttore del Pavia, Voglio salvarmi direttamente. Tra l'altro pensavo alla ho Varesina. sentito adesso il direttore, quindi... salutiamo il direttore Naso che inizio anno era l'Oltrepo, perciò in Sì. realtà è lui che mi ha dato la possibilità di lavorare con l'Oltrepo e lo ringrazio ogni volta. Detto questo, iniziamo a parlare anche di Folgore Caratese, perché poi il nostro secondo ospite sarà della Folgore Caratese, e ti chiedo, questa Folgore non so se hai avuto modo di vederla, Sì. e secondo te per quanti undicesimi poi potrà confermare l'anno prossimo nei professionisti? Secondo me, vabbè, sai, a vederla così, in generale io dico sempre che comunque quando una squadra vince vuol dire che è di categoria superiore, quindi probabilmente puoi tenere un'ossatura. Poi la verità dice anche che li devi vedere tutti i giorni, quindi meglio di loro non lo può, cioè Sì, lo sì, sanno no, lo loro posso chi. sapere. Però sicuramente un'ossatura io la terrei sempre, ma come aveva fatto l'Alcione, come ha fatto l'Ospitaletto, come adesso gli ultimi esempi, no? E secondo me la base la puoi tenere perché il gruppo, per come ragiono anch'io sempre, il gruppo viene prima del singolo, quindi secondo me un'ossatura sicuramente la possono tenere, hanno dei giocatori molto validi, molto bravi, e poi c'è sempre il discorso, sei nel girone A, con tutto rispetto del girone A, ma non sei magari Sì, come diceva in Tremolada altri, lunedì, che in poi altri il girone A è un gironi, attimo che puoi fare esatto. addirittura sognare qualcos'altro. Anche perché poi la Serie C un po' a prescindere ti permette Perché di hai 10 passare, playoff, lì veramente passi esatto. dallo psicodramma alla felicità più totale In con una partita, cioè, esatto, è e incredibile. quindi e poi comunque il girone A si sa che non ha magari il livello del girone C, infatti poi se vai a vedere le under 23 tendenzialmente Sì. che fanno Il girone A il fanno sempre un campionato un migliore migliore rispetto confronto a quegli altri di gironi. Allora, poi chiederemo direttamente a Edoardo che ho già visto sotto, però prima andiamo con la presentazione perché sennò poi non pare corretto. Facciamo anche la presentazione di Edoardo, classe 2007, calciatore che arriva dal Monza, 27 presenze, una rete quest'anno, 78% delle partite da titolare, complice che 3 che hanno giocato a inizio stagione, perciò in realtà è stato sempre al centro del progetto, ma anche lo stesso Tremolado, come abbiamo già citato prima, quando poi ha detto i giocatori che effettivamente l'anno prossimo potranno fare la Serie C, il primo che ha detto è stato Edoardo Bellia, perciò questo va dato merito. Invece i numeri da calcio vero, diciamo, è terzo per duelli difensivi in tutto il girone, secondo negli under 25, top 15 negli under 25 per percentuale di duelli difensivi vinti, invece top 25 nella classifica generale, e 1,46 dribbling per partita, comunque per un terzino con il 60% completati, che sono comunque buoni numeri quando si parla di un terzino. Detto questo, vediamo anche qualche video, diciamo qualche spezzone, perché sicuramente abbiamo messo qualche numero dal punto di vista offensivo, ma dal mio punto di vista difensivamente parlando è un ottimo giocatore, un giocatore che nell'uno contro uno non lo salti quasi mai, e ha dato dimostrazione in tutta la stagione, in tutto il campionato. Sì, a forza. Ha forza nelle gambe, molta forza nelle gambe, e infatti secondo me non ho ben capito perché il Monza poi non aveva puntato, e proprio perché non ho ben capito perché Monza non aveva puntato e abbia deciso di far andare, diciamo, comunque in quel di karate, glielo chiediamo direttamente, diciamo, a Edoardo. Io direi di chiederlo ad Edoardo, così ci teniamo ogni dubbio, e perciò Edoardo, ciao, benvenuto. Eccomi, intanto grazie, buonasera e grazie per l'invito. Grazie. Allora, questa storia del Monza, ti dico la verità, ancora adesso non me la so spiegare, anche perché è arrivata comunque dopo 4 anni in cui sono stato al Monza dall'Under 15 fino all'Under 18, in cui, tra virgolette, sono sempre stato al centro della squadra e del progetto, quindi non mi sono mai posto questo tipo di problema. Anche l'anno scorso ugualmente ho fatto le mie presenze, credo di aver fatto la mia discreta e comunque buona stagione, e la riconferma non arrivava, e alla fine ti dico la verità, ancora adesso ho i miei dubbi, però credo che alla fine sono riuscito a trovare un'alternativa più che valida e non rimpiango niente, sono contentissimo, diciamo, adesso di essere dove sono. Poi per il direttore io credo che la sua idea sia chiara, cioè un 2007 ormai per te era già pronto effettivamente per fare Ma già sì, ha esatto, fatto la scelta giusta, piuttosto che fare un anno di assolutamente sì, primavera. secondo me è il percorso migliore, poi soprattutto quando si vince, io ho l'esempio anche di tanti ragazzi che hanno vinto l'Angella, Piovanello, Quagliata, Sì. e alla fine stanno Che poi facendo sono, tutti i infatti, cibi, certe perché carriere poi se anche. vinci addirittura, quindi ti entri in un gruppo vincente, poi non è facile vincere, cioè
per lui il primo anno, vinci un campionato, ti dico, tanta roba, meglio così. Infatti, No, lo so. Sono stato fortunato a trovare sicuramente una grande società, ma lo sapevo al momento della firma che appunto sarei entrato in un grande palcoscenico, ma poi grazie allo staff, al direttore sicuramente che ha scelto le persone giuste e alla squadra e poi soprattutto al gruppo che si è formato, siamo riusciti in questa impresa e sono contentissimo. e voglio chiederti infatti come si sta vivendo la festa al di fuori del Allora, campo da gioco. io personalmente non ho ancora realizzato, però no, ci stiamo prendendo e godendo ogni momento assieme e è ancora una cosa fresca, quindi appena iniziata avremo ancora altri momenti appunto per divertirci e per pensare a questa grande promozione, però no, ce la stiamo vivendo bene. E poi la seconda curiosità è, diciamo, la domanda parte proprio dal fatto che hai vinto il campionato, la prima stagione tra i grandi e fai comunque un'ottima annata e iniziano un po' tutti a parlare di te anche per il professionismo. Ti chiedo, viene Tremolada in trasmissione, il primo nome che fa, come hai detto prima il direttore, è il tuo dei giocatori che potrebbero giocare ai professionisti insieme a quello di Castellano. Quanto è difficile comunque rimanere con i piedi per terra in queste situazioni? No, sì, sicuramente non è mai facile, anche perché comunque ora come ora sono sul tetto del mondo, non per quanto riguarda le mie prestazioni personali, ma perché comunque abbiamo vinto. Sono contento perché ho avuto una rivincita personale, perché comunque dopo che il Monza mi ha messo da parte mi sono sentito un po' perso, non sapevo dove sarei andato a finire, però con questa grande annata di squadra e anche appunto sotto il mio punto di vista personale, sono contentissimo, scusatemi, perché ho avuto un'importante rivincita, però comunque nel calcio, ma come nella vita, un giorno sei al settimo cielo e il giorno dopo potresti sprofondare, quindi comunque credo sia importante, soprattutto in questo momento, dopo questa vittoria di questo importante campionato, rimanere coi piedi per terra perché è un attimo tornare giù, diciamo, di morale e di Sì, sì. tutto, ecco. Sembra troppo intelligente per fare il calciatore, non so se farà strada, Edoardo, eh. Però Dice ti cose troppo dico, vere. i calciatori sono migliorati negli altri anni. Perché tanti anni fa si diceva sempre no, che il calciatore, adesso tanti calciatori sono laureati. Questo è l'insulto Ieri. diretto, No. Io la prenderei come I insulto miei- diretto. Infatti per quello io devo scuola difendere un po' la scienziata. categoria, no? Il direttore invece io volevo chiedere a te se anche tu magari hai vissuto all'inizio della carriera quei momenti in cui ti sei sentito un po' magari padrone del mondo e poi da un momento all'altro... No, perché io sono partito. ci ho provato. Io mi sono proprio. No, però ha detto delle belle cose Edoardo, nel senso che sicuramente vincere è bellissimo, quindi capisco la sensazione, ho avuto la fortuna di vincere qualche campionato e la sensazione è bellissima. E la sua intelligenza deve stare nel fatto che veramente tra il giorno che già ricominciano o tra 2 settimane la gente si dimentica e nel calcio si dimentica veramente in fretta. Quindi è come dico sempre, l'attaccante che fa 20 gol, l'anno dopo ne fa 2, si ricordano dei 2, non dei 20. Quindi il calcio va molto veloce, mi auguro per lui insomma, che possa fare una gran carriera, è un giocatore interessante che mi ero segnato tra l'altro. E Perché hai segnato prima dell'inizio? No, della stagione? in amichevole mi sembra, non mi ricordo delle prime partite. Però quindi complimenti e sperando che possa tenere questa mentalità, questa testa, perché poi dipende tanto da loro, da questi ragazzi. Quindi... Beh, se in Serie C non dovesse andare benissimo sin da subito, c'è un direttore che Vabbè, ti mi chiamerà lo magari. accoglie a braccia aperte. No, detto questo, è stata la tua prima stagione tra i grandi, ti chiedo un po' proprio l'approccio che è stato con appunto un campionato maggiore, un campionato con giocatori esperti. Quali erano le tue aspettative e quali sono state invece le maggiori differenze rispetto a quelli che magari sono un po' i luoghi comuni? Allora, no, devo dire che appunto quando ho saputo che avrei dovuto prendere una scelta diversa, mi è sempre piaciuta l'idea di poter andare a giocare coi grandi e perché appunto comunque ti relazioni con ragazzi più, per quanto mi riguarda, più grandi di me, sicuramente e comunque più sgamati, quindi mi sembrava appunto un luogo dove poter crescere in fretta e appunto diciamo che rispetto a magari una primavera che avrei potuto fare a Monza, la differenza la vedo soprattutto nei ritmi e nella fisicità. Alla fine, secondo me, in Serie D, nel mio caso,
tutte le partite sono, magari a differenza di una primavera, sono tutte delle guerre, devi stare concentrato dal primo all'ultimo minuto perché può succedere di tutto e non ti puoi permettere di calare di poco di attenzione. Però mi è piaciuto, appunto, credo di esserci stato dentro dal punto di vista del ritmo, della fisicità, e devo dire mi sono divertito tanto quest'anno. E poi ti voglio chiedere se nel corso della stagione, una stagione comunque appunto trionfale per tanti motivi, per il grande rendimento che avete ottenuto e tenuto per tutto l'anno, c'è stato mai un momento in cui avete pensato effettivamente di non potercela fare, magari penso il momento in cui è arrivato Caldirola, voi avete perso con la Leon, cioè il momento in cui è andato Caldirola voi avete perso la Leon, di là sono arrivati Douglas Costa e Baselli, non so se anche a voi magari nello spogliatoio ha portato, forse anche te che sei un po' più giovane, quel dubbio, ecco, quel punto di domanda. Sì, gli altri li vedevo ancora abbastanza sicuri. Io da più giovane, devo dire, e inesperiente, avevo un po' di paura, anche perché in un periodo nel girone di andata eravamo a -5, quindi lì ho detto, magari non sarà questo l'anno fortunato, però alla fine comunque tutti dentro lo spogliatoio, Tremolada, come tutti quelli che avevano un po' di esperienza in più, lo sapevano che quel campionato, cioè che questo campionato l'avremmo vinto, e anche con un po' di punti di scarto. E invece ti voglio chiedere proprio sul campo, qual è il giocatore magari della Folgore che più ti ha aiutato a interpretare il ruolo, a capirlo e a metterti anche in mostra, chi ti ha insegnato un po' di più, ecco, in uno spogliatoio comunque che vanta non tantissimi giocatori esperti, ma quelli che sono esperti comunque sono giocatori di un certo spessore. No, sicuramente Tremolada, e non perché mi ha nominato anche lui, ma fin da subito io sono un ragazzo abbastanza timido, però in campo mi riesco a far rispettare. Tremolada fin da subito, anche fuori dal campo. Un bel personaggio eh, Tremolata. Esatto, oltre a essere un gran calciatore, devo dire, è una persona fantastica, mi ha aiutato a integrarmi perfettamente con il gruppo. Se posso nominare un altro nome, anche Castellano, come Scrivanti e tanti altri. No, devo dire, quest'anno con il gruppo non c'è mai stato alcun tipo di problema, perché veramente abbiamo trovato persone fantastiche e abbiamo condiviso momenti importanti che ci porteremo dentro sempre. E ti chiedo se questa stagione non è stata per certi versi già un po' di professionismo, visto comunque come viene vissuta una stagione a Karate Brianza, sia dal punto di vista mediatico, comunque anche i tifosi che sono sempre stati presenti, ormai sono parte fissa, diciamo, della società, il campo, le strutture, la palestra, cioè tutte queste motivazioni che magari ti danno già, ti responsabilizzano forse anche un po' troppo per certi versi e rischiano anche di spostare l'attenzione forse. Sì, no, infatti devo dire, quando quest'estate ho guardato un po' le offerte che avevo, quando sono entrato a Karate allo Sport Italia Village, sono rimasto senza parole, perché il presidente ci mette molto impegno in quello che fa e ci ha messo a disposizione un centro sportivo pazzesco. Credo che sicuramente apparteneva a una categoria, almeno una superiore, e no, quest'anno siamo riusciti, ci ha permesso appunto di lavorare in serenità con tutto ciò che ci serviva, ecco. Invece, direttore, io vengo da te, prima di andare col quizzone, ti faccio una domanda e ti chiedo se può essere un po' proprio l'idea giusta per poi creare un progetto vincente, avere questi giocatori giovani, che tu li prendi, magari fanno il primo anno da under con te, poi logico può arrivare subito la promozione o meno, però poi nel secondo anno ancora da under con te si sviluppano definitivamente come calciatori e poi magari l'anno dopo in C, se arriva la promozione, possono diventare dei E lei perni, pronti. perché penso ad esempio a Gualandris per l'Ospitaletto, che comunque il primo anno a Palazzolo ha Ma fatto anche benissimo. Guarnieri. Sì, infatti. Ci sono Che il tanti primo anno esempi, all'Ospitaletto aveva fatto, cioè il assolutamente. primo anno a Palazzolo ha fatto benissimo, l'anno scorso all'Ospitaletto aveva fatto bene, ma non come a Palazzolo, e quest'anno invece sta, cioè, facendo una Sta super facendo stagione di in Serie nuovo, C. esatto, ma perché sono, no, crescite che si hanno, e quando si gioca per vincere si crea anche una mentalità diversa, quindi è quella di volersi migliorare, sai di dover affrontare sempre il top, tra virgolette, devi essere sempre al top, e di conseguenza poi il livello tra D, io dico sempre il livello top comunque di D con quello di C non ce n'è tantissimo, sicuramente cambiano i ritmi, ma il giocatore si adegua anche un po' ai ritmi, no? Poi aumenta la qualità, ma non c'è ormai, secondo me, tantissima differenza, togliendo le prime 7-8 Sì, sì, è di sempre questione di C, che attività e sono magari ritmi. diverse. Però è tanto ritmo, il modo in cui ti alleni, e Lo quindi dicono
veramente in tanti questa cosa. Poi sembra essere Sì, cioè, la verità, ma perché è capitato la anche a verità, me, sì, ho sì, sì. fatto Inter primavera, poi Serie D, quando ho fatto il primo anno di C2 ho avuto quel mese di adattamento, ma poi mi sembrava, tra virgolette, come giocare in D, Sì, sì, sì. è uguale poi sempre quando sono salito, quindi... Come ha detto Nesta in un'intervista a un famoso podcast che ora non mi ricordo quale esattamente, perciò dico solo famoso, che diceva che lui era partito appunto alla Primavera Lazio e aveva paura di poterci stare soltanto alla Primavera Lazio, poi ha visto che ci poteva stare ha fatto il grino dopo. In Serie A Esatto. non sapeva di poterci stare, poi ha visto che ci poteva stare ha fatto Champions, mondiale infatti, e tutto il infatti, resto, è quindi stato lui mi sa che non ha fatto fatica, però è così appunto, sì sì. Poi diceva detto- il basement comunque. Ecco, no, perché però non volevo sbagliare, perché Sì, non sì. sapevo se era lui o Cattelen, ne avevo No, una paura, ho detto, non voglio sbagliare. Detto questo, andiamo con il quizzone, perciò 7 domande da dare 7 risposte, mettiamo alla prova. Edoardo, Perfetto. e la prima è subito, la Folgore è nei professionisti. Scappato. Guarda, non vuole... Vabbè, ne approfitto per prendere la matita, perché sennò poi finisce che non me li segno. E poi se non me li segno è un disastro. Ti sarà arrivata la chiamata. Questo sarà qualcuno che gli stai dicendo: guarda, che adesso ti chiede il patrono. No, il non l'ho patrono messo, di karate. non l'ho messo. Figurati se non l'ho messo, non mi sarei mai permesso, anche perché ormai lo sanno tutti. E una volta che lo sanno infatti, tutti, lo come se il staranno direttore avvisando. Sala Sì, l'ho vista cioè mi l'altro conosce giorno. perché mi chiede il patrone di mercati. Io pensavo mi conoscesse perché sono un buon giornalista, Invece no. Vabbè, ognuno. Sei il terrore quando li chiami al telefono, ti risponde: ciao, sono Nicola Bolus. No, scusa, Io patroni non li conosco. Apri Google nel frattempo. In contemporanea. Tornato, Scusatemi, eccomi. Nessun problema. Partiamo con le domande. Allora, la prima è: la Folgore è nei professionisti, ma qual è stata l'ultima volta che ha giocato nei professionisti? Io? Mai, purtroppo. No, la Folgore Caratese. Ah, scusami, pardon. Mai. Bravo, giusto. Questa era la trabocchetta. Mai, infatti. Sì, anche è la prima volta nella storia. Io non le infatti so, quindi ho detto doveva essere la trabocchetta. Domanda ospite: riesci a dirmi almeno 3 squadre in cui ha militato il nostro ospite Roberto Floriano? È andato via il collegamento. Ora arriva l'altra chiamata. Sono ignorante, devo essere Ma sincero. sì, no, Figurati. Non ho studiato. No. ci sta. Vabbè, niente, allora non potrei battere Samotti che ha fatto Digli le tre, Nicola, dai, digli, scusa, Vabbè, sono il direttore. Foggia, Bari, Mantova, Palermo, Desenzano, Pisa, Palermo, qualcosa. ce ne sono tanti, Potevi tirare a caso, da qualche parte avanti. Bravo, tanto ne ho girate un po', quindi... Non ti so dire quali in Germania in cui hai giocato da piccolino, No, quelle non le quelle- conosco. L'ultima sconfitta della Folgore è stata con la Leon, ma se ti chiedessi invece qual è stata la penultima in ordine temporale in campionato? Prima della Leon, il Milan mi sa l'andata. Giusto. Poi, Lepore è il calciatore più esperto del team, Tremolade è il secondo ed il terzo in termini di pura età? Terzo, allora. Salvalaggio? No, era Ghionai. Ah, vero. In che posizione hai chiuso la tua stagione con l'Under 18 del Monza? Ti direi un 13°. Decimi. Ok. Poi la tua compagnia, diciamo il tuo agente e la compagnia degli agenti fa la GR Sport di Riso. Qual è il calciatore della compagnia totale che ha il valore più alto su Transfermarkt? Sono difficili. Te fai belle Ma io ho domande, dato il sei livello. proprio là a cercare a... Trovo. Dimentico. Tonali, ma non lo sarà mai. Giusto. Ah, Ecco. Scusa, la mia domanda è: ma più di Tonali chi volevi che ci fosse? non lo so, ora ho detto mi dimenticherò qualche nome No, importante. il secondo è Buongiorno. Ok. E tolte le prime 3 partite che hai saltato, ne hai saltate solo altre 2 in tutta la stagione. Contro chi? Vogherese Sì, e Verona, Chievo Verona. giusto. Boh, finite tutte e 7, hai fatto un degno 4. Figuracci. più del 50%, quindi... Sì, no, infatti. Detto questo, Dai, accettiamo. direi di iniziare a prendere. Ah, vai, scusa. No, vabbè, tranquillo, stai dicendo? No, mi permettere. No, niente, portiamo a casa un più del 50%, ce lo portiamo a casa. Infatti.
Poi non ti ho fatto neanche il patrono, che sicuramente magari ti eri preparato, ma non te l'ho fatto. Vabbè. Detto questo, andiamo a vedere il prossimo turno. Prossimo turno. Brusa Porto proprio contro Folgore Caratese, Castellanzese Milan Futuro, Leon Chievo Verona, Nuova Sondrio contro Real Calepina, Pavia Virtus Ciserano Bergamo, Scanzo Rosciate Casatese Merate, Varesina Breno, Villavalle Oltrepò e Vogherese Caldiero Terme. La domanda è forse scontata, però effettivamente ormai avete vinto, avete festeggiato, mancano 2 partite, dov'è che si trovano, diciamo, le forze per giocare queste ultime 2 partite e quali sono poi gli obiettivi per queste 2 partite? No, allora sicuramente adesso siamo ancora, come è giusto che sia, sulle ali dell'entusiasmo, però no, il mister ce l'ha detto chiaro e tondo, ma anche noi, come appunto è giusto che sia, dato che nessuno ci ha regalato niente, non vogliamo regalare niente a nessuno e andremo a Brusaporto e poi col Sondrio in casa per vincere e per fare la partita. Perfetto. E invece poi la penultima, prima di lasciarti andare via, da terzino qual è il calciatore a cui ti ispiri? Mi piace molto anche da milanista Teo Hernandez, Ah, anche ok. se non sono di spinta come lui, Vabbè, ma magari un giorno è una ci questione di ambisco ad tempo. essere come lui. Noi abbiamo questa vabbè, posso raccontare, abbiamo il nostro attaccante, il 9 Rom, che non ha mai tirato le punizioni e onestamente a settembre si vedeva che non aveva mai tirato le punizioni. Poi sta tirando ogni allenamento e devo essere sincero, negli ultimi allenamenti non li sta tirando, perciò alla fine è sempre una questione di migliorarsi. di allenamento, di No, migliorarsi, no, aver lo voglia so, di lo so. farlo. E detto questo, poi invece l'ultima, prima di lasciarti andare, ti chiedo qual è il sogno della tua carriera, qual è l'obiettivo principale che desideri raggiungere. Allora il mio sogno, vabbè, ovviamente è fare di questo sport il mio lavoro e il mio sogno proprio nel cassetto sarebbe riuscire a indossare i colori rossoneri. Ecco questo, con tutti i miei amici allo stadio, perché sono tutti milanisti, mio fratello e tutti. E L'anno quello prossimo sarebbe vieni a il sogno. Alla Lucchese che è tutto rosso, no, A Foggia, No, non intendevo la Lucchese purtroppo, però è il Milan, ecco. Dicevo, ci abbiamo provato. tutti i rossoneri ci stavano pensando. No, è vero, sono stato un po' vago. A Sant'Angelo. Devo specificare. Detto questo, ti ringraziamo Edoardo per essere venuto ospite questa sera. Ancora complimenti per la grande stagione che avete fatto sia di squadra ma anche tu personale e ti auguro buona fortuna poi per quello che sarà la prossima stagione e spero per te in Serie C nei professionisti. Grazie mille, buona serata e grazie ancora per l'invito. Grazie a Ciao, te. Buona complimenti. serata. Direttore, ora ti chiedo invece a te qual è il Ancora tuo domande? sogno. No. Sì, due, dai, poi chiediamo. Io ti metto qua, tipo metto anche la lanternina puntata in faccia se posso. Detto questo, qual è il sogno della tua nuova carriera invece? Ma allora, secondo me ho sempre fatto questo lavoro, nel senso sono sempre stato nel calcio e quando si è atleti comunque, almeno credo, non riguardi solo me, si è ambiziosi, quindi si punta sempre al massimo e dipende da 1000 fattori, lo sappiamo, lo so, però sicuramente è quella di fare il direttore sportivo come lavoro, non che non lo sto facendo adesso, però a livelli molto più importanti. Quella è la cosa che almeno quando inizi a fare un percorso è quello di volersi migliorare. So che dovrò fare tantissime cose, lavorare tantissimo, però ci proverò con tutto me stesso. Anche perché stavi sottovalutando un po' quello che hai fatto quest'anno dicendo No, perché sembra che no, io invece già lo faccio, per me è già un lavoro, infatti. assolutamente, però è chiaro che l'ambizione quest'anno è provare col Palazzolo a vincere, come non so tra 10 anni dove mi ritroverò, infatti, si però parla di vincere. sì, esatto, è chiaro che se arrivo almeno in Serie B come da calciatore sicuramente avrò fatto già un ottimo percorso, chiaro che si proverà a far sempre di più, ecco. E poi No, invece... scusa Nico, solo una Sì. cosa su questo tema qua, perché adesso stavo pensando, no? È anche vero che da direttore, rispetto che da giocatore, allora da giocatore poi è difficile che rimani, tra virgolette, senza lavoro, ok? Perché in un modo o nell'altro comunque la squadra, se sei un giocatore la trovi. Da direttore invece esiste un po' più questa paura, diciamo, magari di poter rimanere senza una squadra, o comunque serve anche più tempo, poi magari per trovare una squadra, poi magari le cose vanno male, ma non per una tua cosa che hai sbagliato magari te nello specifico, mentre calciatore se giochi bene è sotto gli occhi di tutti, se giochi male è sotto gli occhi Sì, di sono tutti. dinamiche diverse, però hai detto bene, nel senso che non dipende tutto da me, ma neanche dal calciatore, perché poi io sono sempre dell'idea anche da calciatore, delle volte tu fai una scelta, perché il calcio secondo me
un filo sottile che una ti fa andare verso su e l'altra verso basso, e quindi qualsiasi scelta che fai può essere quella che ti cambia la vita come quella che magari ti fa smettere anche. Infatti. Da direttore magari puoi fare più ruoli, perché cioè, io faccio solo esterno, da direttore puoi fare, non so, il capo scouting, poi no, anche sì. a livello dirigenziale Poi più vai puoi in alto, variare di poi più, infatti più vai in alto, più più vai in le alto, società più hanno mille esatto. figure. Però è chiaro che nella mia testa è quella di Fare il direttore sportivo ad a alti livelli sì, alti. E invece poi l'ultimo era se chiederti se invece il tuo sogno che avevi da bambino invece come calciatore l'hai esaudito. Non del tutto. No, per parzialmente, niente. Sì, in senso che poi sono soddisfatto comunque perché penso di aver fatto una carriera abbastanza buona. Chiaro che il mio obiettivo, o quello che avevano tutti puntato su di me, tra virgolette, quello che ci si aspettava da me era giocare in Serie A o comunque, ma proprio per la trafila, per quello che è, oppure anche per le cose che mi hanno detto poi vari allenatori come De Zerbi, Baldini. È assurdo che tu non abbia fatto la Serie A, te lo dicono certi allenatori, dici ma forse qualcosa ho sbagliato, però fa parte, nazionale italiana, tra l'altro, che avevo sentito, e insomma se ti dice queste persone, allenatori, che magari avrei dovuto fare qualcosa in più probabilmente, ma poi ti ripeto, un po' la fortuna, un po' il merito, un po' le scelte, tantissime dinamiche, quindi sicuramente se avessi fatto la Serie A ti avrei detto sì, ho comunque realizzato il mio sogno. Credo che ma tutti gli atleti o tutti i giocatori puntano sempre al massimo. Poi ti dico, ho fatto insomma piazze bellissime, quindi sono molto felice di questo. Ecco. E Silvio Baldini tu lo conosci, perciò ti chiedo cosa ti aspetterai in queste 2 partite minimo. Che faccia giocare l'Under 21. Che fa giocare l'Under 21 totale? No, non lo so, però conoscendo bene il mister è una persona diretta, schietta, quindi non si fa intimorire, vuole, se per lui è giusto far giocare tutta l'Under 21, giocherà tutta l'Under 21. Cioè non ci sono tante... L'Under 21 gioca l'Under 19, non ci sono tante vie di mezzo. Sono contentissimo per lui perché secondo me, ecco, lui è stato uno che probabilmente per il suo modo di vivere il calcio non è stato, cioè doveva fare una carriera molto più importante da allenatore, non l'ha fatta, però secondo me questa cosa è un po' il coronamento di un sogno. Io l'avevo tra l'altro beccato, l'avevo incontrato 3 settimane prima della nomina, che ero in Toscana, sono andato a cena con lui, parlavamo di questo e io gli avevo fatta come battuta, poi la nazionale non si è qualificata, l'hanno chiamato veramente, è una cosa che fa piacere, chi l'ha vissuto sa che persona è e se lo merita, ma lui come tutta la sua famiglia Cioè, testimonianza di quello che dicevamo prima, che poi alla fine se lavori duro lavori sempre in un modo o sì, nell'altro. poi lui è geniale come persona, quindi è piacevole. Sicuramente, allora, la scorsa volta mi hai detto una di De Zerbi, ora se ce l'hai già pronta te ne chiedo una di Baldini. Cosa vuoi sapere di Baldini? Una curiosità. Ma lui vabbè, a me faceva ridere il periodo, cioè lui ogni giorno ci pesava, tutte le mattine, noi facciamo, prima di far colazione ci pesava, ma secondo me era un modo per farci 2 chiacchiere e dovevi sempre sperare che il peso era giusto perché se no rischiava cosa hai mangiato, cosa hai fatto, dove sei andato fuori? No, io avevo la fortuna che col peso, poi cercavo di distrarlo parlando e aggiungevo, perché erano la bilancia quella vecchia scuola, quindi tu parlavi intanto, sì, mister, il peso è quello, quindi dai. A posto. Detto questo, regia? Sì, aggiungo solo una cosa, dato che poi prima parlava del coronamento del sogno, la Serie A non raggiunta e quello che poteva essere fatto anche a voci di altri, a detta di altri, e prima facciamo il riferimento delle scelte, di una linea sottile, di una scelta che ti porta giù e una che ti porta su. Se oggi dovesse ripercorrere un po' quello che è stato la sua carriera, può dire qual è stato una scelta che quella piccola linea l'ha portato più giù che su? Ce ne sono un po', no, perché per dirti, io l'anno di Carpi che andò poi in Serie A, che vinse la B, io ero molto vicino al Carpi quell'anno, però avevo un contratto, mi davano ancora meno in B, e dicevo, ma tanto il Carpi tra virgolette si salva o comunque lotterà per non vincere. Ha vinto il campionato. Crotone uguale, sono andato via da Pisa per andare a Foggia
perché dovevamo vincere il campionato a Foggia, il Pisa ha vinto la finale contro di noi, ma ci sono tante dinamiche che, non so, la scelta di andare in Serie A in Bulgaria quando potevo restare in Italia, oppure stavo per firmare comunque al Dunfermline in Serie B scozzese, che comunque giocava per vincere, e se non sbaglio quell'anno poi ha vinto addirittura. Quindi secondo me, ecco, ti dico, e io ne ho avute un po', però è un filo sottile, ma anche la mia scelta che può essere, per dire, andare a Bari in D, però poi in realtà poi vinci 2 campionati, cioè scusami, poi ritorni a Palermo e vinci 2 campionati, fai la B a Palermo, che magari a un certo punto della mia carriera non te l'aspettavi di giocare nella top di B. Perché giustamente per il percorso che avevi fatto, invece poi alla lunga, cioè sei pure arrivato lì da capitano magari anche, quindi sono cose che un po'... Beh, però alla fine sono le scelte che capita di sbagliare quando ne hai tante davanti, c'è anche da dire quello, che poi è la realtà. Sì, è vero, poi sì, ci sono tante Se ne dinamiche. sei davanti è normale che Però sai, a 26 sei... anni, non so, vai a Carpi in B, probabilmente, non so, magari fai bene in B, vinci il campionato, ti trovi in Serie A a 27 anni, infatti. Invece ero a Barletta, benissimo, sono andato a Pisa, però poi l'anno dopo non sono andato ancora in B. Oppure la scelta, io feci una scelta Entella che doveva essere ripescata in B e sono andato a Foggia. Perché poi un po' lì le mie scelte erano anche dovute al fatto, io sono uno molto che... passionale, che vive per il pubblico, per la gente, nel senso che io vedere gli stadi pieni mi gasavo, comunque mi piaceva, e in quel momento tra scegliere l'Entella in B o Foggia in C, che poi è stato bellissimo quell'annata, ho scelto Foggia. Poi all'Entella Non so quanti avrebbero scelto Foggia, no, però anche perché vedendo ultimamente poi poi vedi, cioè, è anche una piazza difficile in cui vivere, in senso che se vinci va tutto bene, rose e fiori, se inizi a perdere ma anche perché è un disastro. poi magari è un ragionamento che fai un po' più a lungo termine, non per la stagione secca, no? Quindi dico, magari sai, vai a Foggia a giocarti la C, però con l'ambizione di vincere, ritrovarti magari nella stessa categoria che hai rifiutato l'Entella di turno, però nella piazza che preferivi, magari. Sì, certo. Cioè, è ovvio che se uno fa un ragionamento secco dell'anno, ma c'è stato anche la scelta quando poi da Barletta andai a Pisa, il Lecce mi voleva 4 anni e mezzo di contratto, sono andato a Pisa, ma avevamo fatto 3 anni e mezzo, ma il Lecce poi in quei 4 anni ha vinto 2 campionati di fila, cioè ha fatto C, B, A, e io facevo, ma tutte a me, ma tutte le scelte non... Perché si era sparsa la voce che se sentivi Floriano vincevi il poi campionato. l'anno dopo lo vincevi, quindi... l'anno dopo la Juve Meno male che qualcuno l'avevo anche vinto, però era assurdo. C'è stato un momento che dicevo, mi sa che... Sai che eri tu il problema. Ero io il problema. Detto questo, io sono felicissimo di aver avuto qua con me Roberto Floriano per la seconda volta in questa stagione, lo ringrazio per essere venuto ospite a BPTV, ringrazio come sempre il regista Jacopo, e andiamo invece con l'elenco delle prossime trasmissioni, che sono la domenica, la domenica tutte le dirette di eccellenza, il lunedì abbiamo D-Time dalle ore 20, il martedì il campetto dalle ore 20, il giovedì invece c'è prima Zona Eccellenza dalle ore 18:30 e poi sempre Calcio Vero dalle ore 20, e questo è un po' quello che è il nostro palinsesto. Il palinsesto, ma perché? Perché c'è l'aggiunta anche invece lunedì. Sì, esatto, alle 12. Lunedì alle ore 12 che esce il Tu per Tu del direttore Piero Bene con Michele Criscitiello, dopo perciò chiunque lo seguirà sicuramente. Poi gli ispezioni più interessanti ci saranno anche sempre come al solito sui nostri social network. Detto questo, auguro a tutti una felice serata e niente, grazie ancora a tutti, buonasera.